Decine di chiamate per richiedere soccorso, giramenti di testa, svenimenti, disfunzioni cardiocircolatori, disturbi accusati più di frequente. Una vera e propria ondata di malori a partire dalla mattinata, quella che si è verificata nel Trevigiano, con il brusco innalzamento delle temperature dovuto ad Ade, l'anticiclone africano che ha raggiunto il nord-est e la colonnina, quasi costantemente sopra i 30 gradi, ad essere maggiormente colpiti sono le fasce più deboli, in primis gli anziani. Il colpo di calore è dovuto proprio al passaggio rapido da un ambiente ad una temperatura fresca, molto fresca o addirittura con l'effetto dell'aria condizionata fredda, ad un ambiente molto caldo, per cui come può essere l'interno dell'abitacolo di una macchina, per cui l'organismo non ha il tempo di adattarsi alla temperatura. Attenzione dunque agli sbalzi improvvisi. L'ondata di caldo, dopo una primavera in cui a farla da padrone è stata la pioggia, durerà fino al weekend, quando è previsto un nuovo abbassamento delle temperature. Utile comunque tenere bene a mente alcuni consigli per evitare di andare incontro a brutte esperienze. Bere acqua anche se non si sente lo stimolo della sete, soprattutto per gli anziani, non uscire se si può chiaramente durante le ore più calde della giornata. Piccole cose che quindi prevengono i colpi di calore e i malori.